Eccoci insieme cari telespettatori, siamo naturalmente con voi supportati da una graditissima ospite, Daniela Vecchiato, ben arrivata, responsabile marketing Folgaria Ski. Buongiorno a tutti. E allora finalmente una volta tanto, visto che anche le situazioni diciamo così meteorologiche qui non lo consentono ma su in quota assolutamente sì, parliamo di qualcosa di più piacevole e che ci fa un po' distrarre, ovvero il tempo libero, come trascorrerlo nel modo migliore facendo un po' di movimento all'aria aperta e quindi giovando non solo al nostro umore, al nostro benessere in generale, ma anche alla salute e non necessariamente, come tanti di voi possono credere, spendendo chissà quanto, ma c'è una giusta contemperazione delle situazioni. Importante naturalmente riuscire a capire tutte le potenzialità che una località può offrire non solo alle persone di una certa età o più giovani, ma anche ai bambini, alle famiglie, a chi non si dedica a uno sport come può essere lo sci, ma predilige qualcosa di diverso. E allora entriamo in questa realtà, vediamo di capire gli sviluppi che ci sono stati, perché voi siete cresciuti tantissimo, avete fatto dei lavori importanti e io mi rivolgo anche a coloro che magari hanno la fortuna di poter frequentare località molto più rinomate, più conosciute, più lontane, per cui la lontananza vuol dire anche costi di spostamento, però non ricordano più quella che è la peculiarità di una località come quella di Folgaria, insomma. Certamente, innanzitutto lo sviluppo più importante è che Folgaria oggi è collegata anche con il Veneto e quindi ci piace dire che siamo una montagna anche veneta. Cosa vuol dire questo, collegata con il Veneto? Vuol dire che c'è una stazione di partenza che si trova in località Fiorentini, che è in provincia di Vicenza, dalla quale è possibile prendere gli impianti e collegarsi a tutta la schiarea. Una schiarea che oggi offre 74 km di piste, tutte collegate, tutte coperte da innevamento artificiale, anche se quest'anno per fortuna non ne abbiamo avuto bisogno perché la neve è caduta copiosa da inizio stagione e sta continuando a cadere e quindi arriveremo diciamo a Pasqua tranquillamente, quindi una Pasqua finalmente bianca, ma in mancanza di neve tutta la schiarea può essere innevata artificialmente. Queste sono le piste che stiamo vedendo, che sono quelle del territorio. Queste sono quelle del territorio trentino, qui ci troviamo nella parte di Fondogrande, che è una parte storica, dove ci sono due piste famose, una è la pista Salizzona, sulla quale si sono svolte manifestazioni importanti, e anche una nuova pista, che è la pista agonistica, una pista nera, dove quest'anno si è addirittura allenata la nazionale italiana maschile prima dei mondiali di Schladming, quindi al riconoscimento anche della tecnicità delle nostre piste, e dove proprio in questi giorni è in corso il Trofeo Topolino, una manifestazione internazionale, direi la manifestazione più importante per quanto riguarda il mondo giovanile. Allora, qui vedo un'innevazione, proprio innevamento bello, copioso e mezzi di trasporto che possono consentire anche gli spostamenti in loco, no? Per chi magari si ferma in un albergo, passa il weekend o fa la settimana. Adesso certo, anche perché gli ospiti tradizionalmente quando arrivano non vogliono più toccare la macchina. Ah, proprio? Assolutamente, il mezzo viene dimenticato e quindi la località offre con lo ski pass gratuitamente sia l'utilizzo di un trenino, che tra l'altro piace moltissimo ai bambini ma non solo, sia l'utilizzo dello ski bus che durante l'orario di apertura degli impianti consente di muoversi dal paese alle piste e di ritornare poi negli alberghi. Perfetto, gli impianti, le piste, che caratteristiche hanno? Quali sono state le novità più importanti che si sono susseguite in quest'ultimo periodo? Non dico di quest'anno ma anche degli anni passati, un po' per cercare di farle conoscere a quanti magari le conoscevano anni addietro, quando c'era appunto, come si diceva, fondo grande, staccato, fondo piccolo, Folgaria, Passocoe, tutto uno staccato dall'altro. Sì, le novità più importanti direi degli ultimi 3 o 4 anni è stato proprio il collegamento dell'intera schiarea. 2 anni fa l'apertura di questi impianti che ci hanno portato nella parte veneta dei Fiorentini, una zona che è bellissima da un punto di vista naturalistico. Un po' perché sono veneta anch'io, quindi sostengo sempre che la parte veneta è veramente incantevole e quindi vale la pena di vederla. Tutta la schiarea è stata dotata dell'innevamento artificiale, però le novità non sono finite perché stiamo lavorando nei prossimi 2 anni all'apertura del grande impianto della cabinovia che collegherà il paese con la parte alta della stazione e che quindi ci consentirà di diventare a tutti gli effetti una stazione sciistica.
Perfetto, quindi l'arrivo è possibile o partendo da Fiorentini, che quindi dista, che collocazione viene ad avere? Allora, Fiorentini dista dall'uscita di Piovene all'incirca mezz'ora, quindi diciamo quindi che in un'ora e un vicinissimo. quarto si raggiunge la partenza dei fiorentini e in un'ora e mezza si arriva invece alle altre partenze che si trovano nella parte trentina, quindi Costa piuttosto che Fondo Piccolo o Fondo Grande. Una caratteristica delle nostre piste è che c'è sempre una pista blu che collega l'intero carosello. Questo piace moltissimo alle famiglie e ai bambini che possono utilizzare tutta la schiarea. Tra l'altro Folgaria quest'anno insieme a Campiglio e ad altre località ha ricevuto un importantissimo riconoscimento dai pediatri italiani, una bandiera bianca, proprio per la caratteristica della destinazione e in particolare delle sue piste che sono state riconosciute tra le più sicure dell'arco alpino e con delle dotazioni importanti per quanto riguarda i bambini, quindi in termini di baby park, Kinderheim, quindi tutti quei servizi che alle famiglie rendono la vacanza molto più piacevole. Magari i genitori possono dedicarsi a qualche ora tranquilla, rilassata allo sci e i bambini si divertono altrettanto tranquillamente, controllati, sicuri, oppure quelli un po' più grandicelli possono muoversi anche in autonomia sulle piste senza pericolo che si perdano, che finiscano chissà dove. Assolutamente, infatti è un carosello che si governa molto, molto facilmente e visto che la vacanza deve essere per tutti, non solo per i piccoli, ma anche per i genitori, anche le scuole sci attivano tutta una serie di corsi e di servizi, tra i quali quello di andarsi a prendere i bambini negli hotel, quindi se i genitori vogliono dormire un po' di più o vogliono organizzare in maniera diversa la loro giornata, i bambini vengono prelevati in hotel, vengono presi in carico dalle scuole di sci anche per tutta la giornata e quindi lasciando piena autonomia ai genitori. Ah, che bella iniziativa questa. Voi però avete fatto anche tutta un'attività di promozione con degli eventi, che poi più che sì, per voi è una promozione, per le persone è una modalità per riuscire a godere della montagna anche in modo diverso, perché non necessariamente non tutti possono sciare, però magari hanno piacere ad andare in montagna, no? Quando c'è neve, quando non c'è neve, insomma un po' tutto l'anno. Sì, è un po' una nostra caratteristica, durante la stagione si susseguono molteplici eventi rivolti ai target più diversi, quindi o eventi dedicati ai bambini, come per esempio le iniziative legate al trofeo Topolino con tutti i personaggi della Disney, o la Notte Rosa, quindi Rimini che è venuta in montagna a fare l'anteprima della Notte Rosa con le fiaccolate rosa, le ciaspolate rosa, perché Folgaria non è solo sci, ma è anche una vacanza multisport. Quindi ci sono moltissime possibilità per i ciaspolatori con delle piste battute, quindi dove possono andare da soli senza bisogno dell'ausilio di una guida, oppure possono avventurarsi su percorsi un po' più complicati utilizzando appunto o le scuole di sci o le guide alpine. Abbiamo poi 45 km per lo sci di fondo, un'altra disciplina molto bella che quest'anno abbiamo cercato di coniugare in una modalità un po' più giovane e anche un po' più femminile, soprattutto perché lo sci di fondo, io non lo pratico ma mi raccontavano un po' gli amanti, è un'ottima modalità per rimettersi in forma, per farsi la bronzatura, visto che le piste sono tutte soleggiate e quindi un modo diverso di vivere la montagna. Il Nordic Walking, quindi una modalità ancora più leggera e quindi veramente le possibilità sono moltissime e poi per chi non vuole fare sport le nuove strutture alberghiere con dei centri benessere all'avanguardia e quindi anche per una vacanza all'insegna del relax più assoluto. Quindi c'è il centro di Folgaria insomma che si sviluppa come un piccolo paese che però è cresciuto insomma sempre compatibilmente con l'ambiente circostante. Sì, Folgaria offre un bel centro paese, direi che è un po' una sua caratteristica anomala nelle destinazioni di montagna, avendo un viale pedonale di quasi 2 chilometri con negozi, bar, ristoranti e quindi molto gradito soprattutto nel dopo sci, visto che consente di fare delle bellissime passeggiate nel pomeriggio e provare, perché no, i brûlés o le specialità più tipicamente trentine. Che progetti avete voi organizzato? Che cosa qual è la vostra ambizione un po' così? Visto che bisogna sempre pensare oltre perché mai star seduti su un anno che magari è particolarmente favorevole anche dal punto di vista dell'innevamento, insomma. Ma la nostra ambizione è quella di portare ai nostri clienti un prodotto che sia in linea con le loro aspettative, quindi stiamo continuando ad investire appunto nella parte impianti di risalita e sviluppo delle piste, nella
delle strutture alberghiere, proprio perché lo standard e la qualità non solo della struttura ma anche degli operatori sia in linea con l'esigenza di un mercato che oggi chiede qualità, chiede professionalità, e quindi c'è soprattutto attraverso la comunità di valle un grande lavoro di formazione sull'operatore, un operatore che deve essere in grado di lavorare non solo con il mercato italiano ma anche con il mercato che oggi è internazionale. E poi per quanto riguarda le località più vicine a noi, quindi parliamo del Veneto, dell'Emilia e della Lombardia, di trasmettere proprio questo messaggio che Folgaria è il Trentino più vicino, perché effettivamente noi siamo raggiungibili con 1 ora e mezza, massimo 2 ore di macchina, e siamo immediatamente all'uscita dell'autostrada di Rovereto per chi arriva dalla parte di Verona. Dopo voglio anche capire, adesso andiamo in pubblicità, voglio capire chi sono gli stranieri, perché effettivamente molte volte si pensa agli stranieri in località un po' più a nord, eccetera, e quindi anche qui diventa interessante perché può essere un'opportunità, visto che bisogna comunque aprirsi a qualsiasi tipo di turista, vedere anche quali sono le esigenze, se ci sono esigenze diverse, insomma andare un po' a scovare. E poi naturalmente andiamo l'ultra stagionalità, quindi senza dubbio la Pasqua sarà bella, bella bianca. Poi oltre che cosa ci aspetta, perché senza dubbio non vi fermate alla neve, viste le precedenti esperienze, vi siete ingegnati. Pubblicità, poi torniamo insieme. Rieccoci qua. No, mi divertiva, mi raccontava fuori onda che proprio siete sepolti dalla neve, vero? Sì, quest'anno sì, e Folgaria veramente è trasformata con la neve, diventa un paesino veramente incantevole e fatato, quindi la neve è una... Quanta ne è arrivata? Ne è caduta complessivamente oltre 2,5 metri. 2,5 metri è tantissimo. E continua a scenderne, quindi. Ma le strade sono praticabili? Le strade sono sempre praticabili, questa è un po' una caratteristica del territorio trentino, quindi la viabilità viene ripristinata praticamente in tempo reale. Per quanto riguarda invece il traffico, che molti hanno anche questa paura, è un deterrente, ne parlavo anche con chi frequenta così con i bambini l'altopiano di Asiago, il tornare, trovarsi incolonnati per arrivare all'autostrada eccetera, è un qualcosa che veramente blocca molti. Che cosa consigliate? Chi ha la possibilità di giocarsi magari giorni diversi per varie ragioni eccetera, quindi quali sarebbero le partenze o gli arrivi che voi consigliate? Quindi diamo anche un'utilità, quanti vogliono avere informazioni più dettagliate? Allora, innanzitutto, visto che noi abbiamo 2 possibilità di accesso, una dalla parte diciamo di Verona, quindi da Rovereto, e una dalla parte di Piovene e Rocchette, questo fa sì che tutto sommato poi quando si rientra, anche se è la domenica, non ci sono grandi situazioni di congestione, quindi potete venire serenamente quando volete. È chiaro che se uno può scegliere sicuramente arrivare dalla domenica al giovedì, questo consente anche per quanto riguarda l'utilizzo delle piste una migliore fruibilità. Tra l'altro durante la settimana sono anche numerose le offerte che noi prepariamo con quindi alberghi, anche pacchetti famiglia, insomma. Ci sono pacchetti famiglia sia sui giornalieri, quindi per chi vuole venire il sabato e la domenica in giornata, sia per chi vuole venire a trascorrere le 3 notti o i 4 giorni. Diciamo che la località è molto attenta alle famiglie, che sono quelle che evidentemente dovendosi spostare, per le quali il costo può diventare un po' più significativo. Quindi grazie a questi pacchetti che ripartono tra l'altro il 10 di marzo, è possibile venire per 3 notti con lo ski pass a 230 euro, tutto compreso. I bambini fino a 3 anni sono gratis, i bambini fino a 8 anni pagano una cifra simbolica di 80 euro e fino a 16 anni a loro volta hanno delle grandi riduzioni. Per più giorni naturalmente. Per più giorni. Per quanto riguarda un altro target che comunque è molto interessante, poi andiamo anche sugli stranieri, capire chi sono. Gli anziani, pensionati, anziani che poi in realtà sono molto dinamici, hanno voglia di fare sport, magari amano lo sci da fondo o le passeggiate. Che offerte ci sono, che cosa si presenta? Perché ci sono molti gruppi che incominciano a guardare con interesse anche queste località. Beh, intanto diciamo che l'anziano, quando si parla di sci
sci, devo dire che l'anziano probabilmente diventa dopo gli 80 anni, perché vediamo sulle piste tantissimi signori o signore che hanno un'età intorno ai 70 anni e che sono ancora in brillante forma, facendo l'invidia veramente di tutti. Per chi non ha sciato in precedenza o vuole comunque vivere la montagna diversamente, sicuramente le ciaspole sono la proposta più... È faticosa come tipo di attività? No, basta scegliere dei percorsi easy, chiamiamoli, esatto, facili, ci sono, oppure semplicemente restare in paese, farsi delle belle passeggiate, evitando magari il pericolo del ghiaccio, insomma, che una persona anziana può fare un po' timore, no? Allora, chi sono gli turisti stranieri che vi trovate? E ci sono sempre stati? Allora, i turisti stranieri negli ultimi 10 anni ci sono sempre stati. Negli ultimi anni sicuramente sono cresciuti in maniera molto molto importante, soprattutto negli ultimi 2 anni. Parliamo soprattutto di turisti dell'est, quindi Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Ungheria. E arrivano fino alle zone di... E arrivano fino a Folgaria con numeri veramente significativi, ma perché il turismo dell'est, oltre ad essere amante della montagna e dello sci, ama l'Italia. Quindi potendo raggiungere magari altre destinazioni tipo l'Austria con minori ore di viaggio, perché hanno all'incirca 4 ore in meno di percorrenza stradale, però quello che è l'Italian Style è molto apprezzato. Ecco, interrompo un attimo, stiamo vedendo delle immagini di un evento che si è appena concluso contro le mafie, dopo ritorniamo appunto al discorso del turismo, che è molto importante. Questa era della Notte Rosa, immagino, di colori, ma voi avete fatto anche l'iniziativa con i giovani perché Folgaria si è schierata nettamente a tutela della legalità contro le mafie, vero? Sì, è il secondo anno che questo evento, che si chiama un evento della Gerbera Gialla, un'organizzazione ministeriale attiva nella divulgazione dell'antimafia all'interno delle scuole, quindi una settimana che ha visto coinvolte scuole provenienti da tutta Italia e soprattutto dal sud, dove oltre a sciare tutti insieme con una gara all'insegna di questo concetto dell'antimafia, ha poi sviluppato tutta una serie di seminari nel pomeriggio con personalità molto importanti e anche persone che testimoni di giustizia scortate, quindi persone insomma il cui contributo è stato importante. Ecco, torniamo un po' a noi. Questi turisti che target sono? Sono interessanti, sono da coltivare, sono un turista mordi e fuggi? No, sono dei target assolutamente da coltivare, anche perché la loro capacità di spesa è cresciuta prepotentemente negli ultimi anni, quindi ha sostanzialmente la stessa capacità di spesa della clientela italiana e quindi per quanto ci riguarda tendiamo a non fare più delle distinzioni. Non esiste un cliente italiano, non esiste un cliente estero, è una clientela che ha esattamente le stesse esigenze che ha la clientela tradizionale. Noi facciamo molta attenzione nel selezionare le agenzie che ci portano questi clienti, questo per garantire proprio la qualità del turismo che poi si svolge sulla località, che arrivino con degli istruttori che siano tali, e questo anche per garantire poi la sicurezza loro e la sicurezza sulle piste, e quindi devo dire che la convivenza ormai è una normalità, insomma. Un'altra cosa, richiedono qualche cosa di diverso, quindi avete dovuto fare degli adeguamenti per le esigenze No, assolutamente no, anche perché è un target di famiglie prevalentemente, che quindi ha le stesse esigenze che ha la nostra clientela, quindi non ci sono 2 servizi distinti, non ci sono 2 tariffazioni diverse come spesso si ritiene, ma è una clientela in linea con quella che è un po' il vostro target di riferimento. Allora, arriviamo a Pasqua con gli impianti aperti? Sicuramente. Quindi cosa, fine mese, il 1° di aprile è Pasquetta, il 31 è Pasqua, quindi impianti aperti, neve, una grande festa di fine stagione che è la Folgaria Mania Racing Cup che si terrà il 1° di aprile, quindi invito tutti gli amici sciatori a venire a Folgaria perché poi i premi saranno anche importanti ed è un modo per salutarci e per darci l'arrivederci alla stagione successiva.
Finita la neve, cosa succede? Perché poi Folgaria si dà un'altra veste, no? Folgaria si dà un'altra veste, anche perché Folgaria è una stazione, una località che vive 365 giorni l'anno, quindi abbiamo strutture alberghiere che rimangono aperte. Ah, quindi non avete un periodo di chiusura? Non abbiamo un periodo di chiusura, ci sono delle strutture che chiudono, ma le strutture del centro paese rimangono aperte, proprio perché poi la primavera è comunque molto bella. Noi siamo vicini anche a Rovereto, quindi al Museo del Mart, dove ci sono delle mostre importanti, o alla città di Trento, col Castello del Buon Consiglio, quindi tanti decidono di trascorrere un weekend su Folgaria per poi magari muoversi sulla vicina Rovereto o Trento, e poi pronti per l'estate con i nostri 5 laghi vicini, perché ricordiamo Folgaria è a mezz'ora dal lago di Torbole, quindi dal lago di Garda. Il lago di Levico e Caldonazzo sono a 20 minuti, il lago di Lavarone a un quarto d'ora e il nuovo lago dell'Alpe di Folgaria Coe, inaugurato l'anno scorso e che per l'estate riserva grandi sorprese. Cioè, si può anticipare qualcosa? Non possiamo ancora anticiparlo, io vi invito poi a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina e sul nostro sito, ma vorremmo che l'Alpe di Folgaria Coe diventasse un'area multisport e quindi stiamo lavorando per questo. Dove si trova il lago? Subito dopo? Si trova sopra Fondogrande, quindi a Passo Coe, che è stato rinominato Alpe di Folgaria Coe, e che vuole diventare una stazione dove l'attività per i disabili, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, non si fermi all'attività invernale, ma prosegua anche nel corso dell'estate con alcune attività proprio per disabili che si svolgeranno sul lago stesso. È un lago artificiale? È un lago artificiale che è stato creato per garantire l'innevamento nel periodo invernale e avere poi una veste invece di utilizzo anche estivo. Passeggiate, gli amanti appunto dello sci alpinismo, di tutte quelle che sono le gite all'aria aperta che poi invadono la zona sia del Trentino ma anche della zona veneta, cosa offrite? Allora, intanto ricordiamo che Folgaria si trova nell'area della Grande Guerra. Questo quindi, bisogna ricordare che tra un po' ricorrerà anche. Esatto, abbiamo il centenario, quindi insomma vi state anche preparando. Ci stiamo preparando e quindi le passeggiate poi consentono di raggiungere queste fortificazioni che sono anche importanti sia nell'area di Folgaria che nell'area di Lavarone, perché ricordiamo le località per quanto riguarda l'estate e la possibilità di muoversi sono Folgaria, Lavarone e Luserna, che è la parte che ha il valore culturale molto più forte. Passeggiate per i bambini molto facili nella parte di costa, ma essendo poi un altopiano in realtà d'estate si presta veramente a ci sono percorsi che sono... Tutti i percorsi sono segnalati, ci sono tutti i percorsi sul GPS, visto che ormai tutti giriamo con questi strumenti evoluti, oppure le banalissime cartine, insomma, che sono a disposizione presso l'azienda di promozione turismo. Folgaria poi per l'estate è anche una località molto amata da chi ama la mountain bike, perché abbiamo 100 km. Questo è un altro aspetto che interessa molte persone, è vero, sì, brava a toccarla. 100 km di percorsi per la mountain bike. Impegnati, che livelli sono questi? Allora, la 100 km è abbastanza impegnativa anche perché si sviluppa tra Folgaria arrivando fino ad Asiago, quindi bisogna essere sicuramente... 100 km 100 km di sono mountain 100 bike, chilometri. penso che sia... Però alcuni tratti, quindi si può scegliere di fare anche solo dei percorsi che si sviluppano su Folgaria o sull'area di San Sebastiano o di Costa, quindi 10-15 km, sono facilissimi. Tra l'altro una novità di quest'anno di Folgaria, per venire incontro un po' ai più pigri, sono le bici elettriche, quindi ci saranno a disposizione 20 biciclette con la pedalata assistita, quindi per consentire anche a chi non è proprio così abituato ad andare in bici in montagna di poter comunque praticare alcuni di questi percorsi. Poi Folgaria sull'estate è anche equitazione, abbiamo un centro equitazione molto bello, dove vengono fatti i corsi per i bambini o dove chi è più esperto può andare o da solo o con gli istruttori all'interno delle vallate quindi a passeggiate, cavallo. insomma. Passeggiate a cavallo, sì. Benissimo. Poi adesso andiamo in pubblicità, parliamo anche del discorso dei disabili, che è molto importante perché effettivamente ne avevamo fatto un anno fa abbiamo avuto diverse chiamate, segnalazioni di persone compiaciute che ci fossero anche delle zone strutturate in modo adeguato. Quindi torniamo anche su questo discorso e completiamo un po' tutto il quadro, tra poco.
Allora, un capitolo che secondo me veramente merita attenzione, perché poi non è così semplice per chi ha dei problemi trovare delle località dove tutto è strutturato, ovvero le persone che hanno delle disabilità. Voi vi siete un po' la vostra peculiarità, ne abbiamo parlato anche nei momenti in cui la neve non ce n'era tanta, come l'anno scorso, periodo passato. Dimentichiamolo. Esatto, eliminato, esorcizziamolo, però è stato un punto importante, per voi tuttora resta, Lo no? è tuttora, è un percorso che abbiamo intrapreso insieme ad una scuola di sci, che è la scuola sci di passione, che ci ha portato l'anno scorso sotto la loro guida e sotto la guida dell'associazione Spirito di Stella, che è un'associazione importante nel dettare le linee guida e nel darci anche gli aiuti che servono per portare a compimento questo progetto, a rendere l'area sciabile di Folgaria completamente accessibile. Ecco qua, stiamo vedendo le immagini. Eccoli qua. Questo che cosa significa? Che i disabili in carrozzina che arrivano a Folgaria possono muoversi su tutta la schiara, perché all'interno dei rifugi e dei bar trovano una carrozzina. Questa è poi Sofia e vi dico che cosa sta combinando questa ragazza. Quindi trovano una carrozzina per poter accedere alle strutture. La scuola sci di passione è specializzata nell'insegnamento a tutti i tipi di disabili, quindi non solo fisici ma anche cognitivi, ed è dotata di tutte le attrezzature che servono per avvicinarsi a questo sport. Attrezzature che sono molto costose e che quindi non possono essere acquistate in prima battuta da chi vuole provare a sciare. Vi dicevo di Sofia. Sofia è un po' la nostra protetta, la nostra pupilla, una ragazza che ha visto questa trasmissione l'anno scorso, che ha voluto provare a sciare ed è letteralmente, proprio perché ci aveva letteralmente impazzita, e quindi Sofia oggi a un anno di distanza si sta allenando perché vuole partecipare alle Olimpiadi di Sochi. Esatto, quindi vi invito a seguire la sua storia. Tra l'altro lei ha bisogno di essere aiutata perché evidentemente l'attrezzatura è molto costosa, deve fare scuola di sci. Adesso lei si è trasferita a Folgaria per tutta la stagione invernale, però vogliamo veramente aiutarla a raggiungere questo suo sogno. Quanti anni ha? Sofia ha 26 anni, è una ragazza molto, molto determinata e quindi siamo sicuri che raggiungerà l'obiettivo. Ma infatti noi abbiamo avuto diverse mail l'anno scorso, ma anche chiamate di persone che avevano visto questa iniziativa e volevano avere delle informazioni. C'è un sito, c'è qualche cosa, c'è una mail a cui possono scrivere per avere, e poi ci chiedevano del trasporto, che è un altro aspetto importante perché non tutti hanno la possibilità. Per gruppetti organizzati, come funziona? Diamo queste spiegazioni anche molto tecniche, però estremamente utili per chi vive delle difficoltà o per le loro famiglie. Chiaro. Allora, il riferimento è sicuramente il nostro sito, che è folgariaschi.com, dove c'è una pagina dedicata a Folgaria per tutti e dalla quale potete accedere al sito di Sci di Passione, che è poi il referente in loco per rispondere a qualsiasi... Quindi Sci di Passione è il link, diciamo, da cliccare, da tenere a mente, e che sono in grado di organizzare tutti gli aspetti inerenti il trasporto o da Folgaria a dove si svolgono le lezioni, o anche per organizzare dei pullman o quel che serve dalle città più vicine. Perfetto, quindi queste sono un po' le informazioni tecniche. Passiamo un po' all'ultimo aspetto, coronamento del tutto, vista anche l'ora, l'enogastronomia. L'enogastronomia è tutta da provare, innanzitutto perché abbiamo la possibilità di saltare da un'enogastronomia trentina a un'enogastronomia veneta nel momento in cui torniamo nella parte di fiorentini e costonne, e questo è molto apprezzato. E allora diciamo le specialità, perché alcuni ci seguono da Roma, altri dall'Emilia Romagna, magari non sono, o dal Friuli, non sono a conoscenza delle peculiarità. Allora, per quanto riguarda il Trentino, sicuramente le peculiarità sono i canederli, sono lo speck, la carne salata, lo stinco, quindi una cucina tipicamente trentina accompagnata da vini quali il teroldego o il marzemino. Nella parte veneta invece troviamo delle specialità più tipicamente venete, come il baccalà alla vicentina o il coniglio disossato, e si può pranzare sia in rifugi che si trovano alla partenza delle piste o sul piano stradale d'estate, oppure in quota. D'inverno il trasferimento in quota viene organizzato con i gatti delle nevi, che sono cabinati, quindi diventa anche
anche, come dire, piacevole provare l'ebbrezza di un giro sul gatto delle nevi, per poi ridiscendere soprattutto a marzo o con gli sci o con le ciaspole, quindi se si vuole smaltire la cena si può anche fare una passeggiata. Può essere fatta serale. La sera può essere fatta serale nei rifugi che si trovano appunto all'arrivo poi degli impianti di risalita, ma raggiungibili con il gatto di sera. Ah, che bella iniziativa. I dolci? I dolci sono dolci a base di cioccolato soprattutto, quindi quando parliamo di dolci parliamo sempre di cose un po' sostanziose, anche perché per combattere il freddo evidentemente sì, la quantità di zuccheri deve essere importante, per poi farsi accompagnare magari da un bombardino, perché no, infatti. con la panna montata. Quindi ecco, diciamo che non bisogna essere attenti alla linea se si vuole degustare completamente le specialità. C'è anche un sito di riferimento che è quello del consorzio Prodotto Qui, che raggruppa proprio tutti i produttori produttori locali e cosa importante, tutti i rifugi utilizzano prodotti a chilometro zero, questo per garantire proprio la provenienza, la qualità e anche la freschezza dei prodotti stessi. Ci sono malghe dove magari ci sono anche delle produzioni di formaggi. Ci sono malghe che sono aperte ovviamente delle malghe, d'estate, ce ne sono a Passocoe, ce ne sono nella zona dei Fiorentini, dove si possono comprare i formaggi o dove si possono assaggiare i prodotti locali. E questo fa parte sempre della cultura che si apprende quando si va in vacanza, no? Sì, direi che è uno degli aspetti più belli e che poi rimane anche più presente, insomma, perché un formaggio mangiato nella malga ha tutto un altro sapore. Assolutamente. Ecco, che cosa si sente un po' di consigliare a chi magari è titubante, a chi non conosce, a chi dice ma sono pistine, preferisco andare in altre località, un po' così per invogliare. Adesso qua stiamo vedendo l'entrata magari in una malga. Questo è uno dei rifugi, esatto, dove si può salire con il gatto delle nevi. La sfida che noi lanciamo è di scoprire Folgaria, perché i clienti che vengono a Folgaria ritornano, quindi mettete in preventivo che se venite a Folgaria una volta poi vi innamorerete di questa località, perché veramente le piste piacciono a tutti, hanno un'estensione molto ampia e quindi c'è grande possibilità di divertirsi. Per chi è un po' più tecnico si dedicherà alle piste nere o alle piste che ci sono, quindi Folgaria è veramente per tutti. Assolutamente, e ricordiamo, l'abbiamo detto all'inizio, ma ripetita Juvent, per le famiglie e per i bambini, questo è molto importante, strutture organizzate che possono dare grande tranquillità, perché quello un po' sempre l'ansia, io vedo di molti genitori che vanno in montagna, però non entrambi godono della montagna perché c'è il problema che devono seguire i bambini, invece voi vi siete attrezzati in questo senso. Ci siamo attrezzati, quindi abbiamo molti family hotels, con servizi, proprio hotel strutturati per le famiglie. Sì, anche per i bambini piccolissimi, con tutti i sussidi che sono necessari, e quindi possiamo veramente dichiarare a cuor sereno che le famiglie trovano a Folgaria l'ospitalità e quanto serve per trascorrere una vacanza in allegria e in assoluto relax, che duri 3 giorni o una settimana. L'importante è che tutti gli ospiti si trovino coccolati a proprio agio. Non è il momento di fare i bilanci, senza alcun dubbio, però che valutazione date? Un po' lo chiediamo sempre agli operatori del settore turistico, di fare delle considerazioni eccetera. Non erano entusiasti, anzi hanno lanciato dei segnali d'allarme importanti gli operatori della zona, anche del Veneto, e noi di montagna. Voi invece? Allora, giustamente non abbiamo ancora i dati definitivi, ma possiamo ritenere di aver portato avanti una stagione ricca di soddisfazione. Probabilmente i weekend caratterizzati dalle abbondanti nevicate non hanno aiutato per il turismo pendolare, quindi per chi, e questo purtroppo non si può recuperare, dipende dal meteo, come nelle spiagge quando piove i lettini rimangono vuoti. Però manteniamo un cauto ottimismo e siamo sicuri che gli investimenti che abbiamo fatto e che andremo a fare ci aiuteranno a far apprezzare sempre di più questa località.
Ecco, l'anno scorso vi è stato anche un po' di insegnamento, di monito per certe situazioni climatiche imprevedibili che comunque succedono. Sì, senza parlare di sperando cambi... che queste situazioni non si replichino. Ma forse io credo che siano anche periodiche un po' perché... Sì, poi il futuro ce lo dirà. L'anno scorso non c'è stata neve, noi abbiamo garantito comunque la piena sciabilità dell'area grazie a questo potentissimo impianto di innevamento che abbiamo e la grande quantità di acqua. È chiaro che la neve naturale ha una forza nel richiamare il turista che non è replicabile diversamente. Ecco, quindi se si dovessero ripetere situazioni del genere sicuramente siamo attrezzati, però auspichiamo che si ripetano invece situazioni come quella di quest'anno con tanta neve, perché poi la neve rende più felici gli ospiti della località. La neve fa vacanza già da sola, insomma lo scenario riempie i cuori, riempie gli occhi ed è quello che il turista poi cerca. E della crisi ne avete risentito? C'è stato qualche cosa? Ci sono stati dei segnali che... Ma i segnali sono in corso da un po' di tempo e questo è innegabile. Quello su cui stiamo cercando di ragionare anche insieme alle altre località è come riportare la passione per lo sci, per la montagna. Ma infatti c'è stata dopo un picco verso l'alto c'è stata un po' una discesa. Sì, quello no? che ci preoccupa di più è il fatto che sembra che il numero degli sciatori insomma stia diminuendo e quindi il nostro impegno negli anni futuri sarà quello di sostenere le nuove generazioni che si avvicinano a questo sport attraverso l'attività importante che fanno gli sci club. Anche qui a Padova abbiamo una FISI che è molto attivi, degli sci club dal Patavium allo sci club Padova, allo sci club Montegrotto, insomma, che anche loro cercano di organizzare tantissime attività, tantissime motivazioni per riportare la gente a sciare, perché poi contrariamente a quanto si crede per chi non ha così confidenza con questo ambiente, lo sci non è uno sport pericoloso, o quantomeno lo è come qualsiasi attività che uno affronta. Oggi le condizioni delle piste, le condizioni delle attrezzature, è diverso, esatto, bisogna stare solo attenti al limite alle articolazioni delle ginocchia. Ecco, però ma ci insomma, sono le scuole di sci, quindi l'invito è di non improvvisarsi sciatori, ma di perlomeno le prime volte affidarsi alle scuole di sci che vi daranno quelle giuste indicazioni per poi divertirvi in assoluta sicurezza. Perfetto, grazie Daniela Vecchiato, responsabile marketing Folgaria Ski, grazie a voi di averci seguito. Avete visto una parentesi tutta bianca, ancora resta bianca per un bel po', e quindi un'occasione, un'opportunità per trascorrere del tempo libero, anche un weekend, anche una giornata può essere per chi non può fare più giorni. Grazie ancora, arrivederci, a domani.